perde i miei saluti, non si perde niente. Volevo ringraziarvi, anche i tanti che hanno partecipato stamattina e nei giorni scorsi a queste giornate. Oggi abbiamo chiamato un collega che è stato presidente dell'ordine prima di me, che è Maurizio Taglialunga, attuale consigliere nazionale, per fare così una carrellata in 2 ore, ovviamente sarà breve, sui temi deontologici. Deontologia che lo dirà meglio lui di me, non deve essere un tabù, non sono divieti, non sono cose in negativo, ma le regole della professione vanno viste come un modo per riuscire a lavorare meglio noi diciamo in sicurezza, e lavorare meglio rispettando la dignità delle persone. Credo sia il compito essenziale nostro, assieme a quello di non nascondere nulla di quello che sappiamo e di dare le notizie in maniera verificata, corretta il più possibile. 2 battute sole, me le voglio consentire nel passare il microfono, perché ieri nel fuori programma, non so quanti di voi c'erano, io purtroppo ho dovuto andare via, rientrare alle Mestre, non ho potuto partecipare. Vittorio Feltri ha chiamato in causa abbastanza pesantemente l'ordine. Allora, visto che l'ha fatto senza di me, io mi sento in diritto di replicare senza di lui. Detto che, premesso che le critiche sono legittime e ognuno la può pensare come vuole e ognuno può dire che l'ordine non serve a niente e che va abolito, io volevo, visto che oggi parliamo di deontologia, lanciare la palla su un altro campo. Qualcuno dice che i problemi della professione sono l'ordine. A me pare che i problemi della nostra professione nel mondo dell'informazione siano altri, sono i giornalisti che si inventano le notizie o si prestano a sparare fango per motivi diversi da quelli dell'informazione. I problemi dell'informazione non sono, secondo me, dettati dall'ordine, ma sono dettati dagli editori che non investono più nulla sull'informazione, che fanno interessi diversi da quelli di informare correttamente. I problemi sono dettati dalla pubblicità, che è mascherata sempre di più, che fa commistione con l'informazione. I problemi sono dettati da un potere economico che cerca di condizionare e talvolta riesce a farlo molto pesantemente. Ecco, io credo che i problemi veri della professione, ne ho citati solo alcuni, ahimè ce ne sono altri, anzi uno importantissimo è lo sfruttamento del lavoro giornalistico in maniera veramente vergognosa. Questo è uno dei problemi ai quali gli editori dovrebbero finalmente porre rimedio, e qualche direttore che non pensa che invece i giornalisti vanno trattati in maniera dignitosa dovrebbe fare queste battaglie insieme a lui. Ecco, io credo che siano questi i problemi della professione, dopodiché si possono risolvere, cercare di risolvere con l'ordine, senza l'ordine, col sindacato, senza il sindacato. Io credo che l'importante sarebbe che noi ci riponessimo, ci discutessimo e magari tutti insieme riuscissimo a fare spirito di categorie, e qualcuno di questi un po' alla volta riuscissimo a risolverli. Io questo mi sento di dire, prima di passare la parola a Maurizio Taglialunga. Bene, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui. Io devo parlarvi di deontologia, un argomento ostico, guardo avanti anche se la sala è divisa, se no il microfono. Un argomento ostico che molti colleghi mi dicono spesso, questa deontologia ci ha stufato. Allora io non ve ne parlerò in senso di dirvi che bella la deontologia, è bene rispettarla, è il dovere essere dei giornalisti, perché dobbiamo farlo. Io vi dirò che dovrebbe essere rispettata la deontologia, se non altro per convenienza. La mia esperienza, prima come Presidente dell'Ordine del Veneto e poi come adesso al Consiglio Nazionale dell'Ordine, è un'esperienza a volte dolorosa, perché ho visto troppi colleghi finire nei guai. E guardate che quando parlo di guai, il guaio peggiore che possa capitare, qui sto parlando a dei giornalisti, non è tanto subire un procedimento disciplinare dall'ordine, che comunque è bene evitare. Il guaio peggiore, oggi come oggi, sono le cause di risarcimento danni in sede civile. Ormai è una prassi, direi, quotidiana, chiunque trova l'avvocato disponibile e il giornalista finisce comunque in un tritacarne che non lo fa dormire di notte, perché il tema è questo: subire una causa di risarcimento danni in sede civile
è molto fastidioso. Io ho assistito a drammi personali, colleghi che non sapevano come fare, freelance che non avevano il denaro sufficiente per difendersi attraverso un avvocato, aziende che ormai abbandonano i giornalisti, perché se prima era una prassi dare copertura ai giornalisti nel senso di copertura legale e dopodiché anche affrontare l'eventuale risarcimento se si viene condannati, oggi come oggi le aziende sono sempre più restie. Non parliamo con i freelance poi, i freelance proprio rischiano molto di più, oppure il giornalista che è andato in pensione, un articolo scritto anni prima quando era in servizio, la causa può arrivare a compimento dopo. Vi dico questo perché è un argomento che sta pienamente dentro la deontologia, perché se noi rispettiamo la deontologia, 3/4 dei guai ce li evitiamo. Quindi se non altro per questo stiamo attenti a cosa facciamo. Noi ci occupiamo delle vite degli altri, questa è la realtà, e troppo spesso ne scriviamo senza renderci conto che se fosse la nostra vita non scriveremmo mai quelle cose. Quindi l'attenzione deve essere massima, perché i rischi sono alti, al di là dell'aspetto etico poi, che è importante anche quello. Quindi la deontologia, le regole da dove discendono sono tante. Intanto abbiamo delle fonti di diritto internazionale, se pensiamo ad esempio ai minori, l'ONU e i diritti del fanciullo potrei citarli. Abbiamo le leggi italiane, abbiamo la giurisprudenza, cioè il modo in cui le norme sono concretamente applicate, le norme contrattuali, il contratto dei giornalisti, penso a informazione e pubblicità ad esempio, e poi le numerose carte deontologiche, evidentemente troppe, sono una quindicina di carte deontologiche. Se mi chiedete di elencarle tutte a memoria non me le ricordo nemmeno io. Adesso al Consiglio nazionale stiamo lavorando a un testo unico della deontologia e cerchiamo di mettere insieme quelle norme essenziali, però non è semplice. Resta il fatto che dentro la deontologia noi abbiamo tutti i possibili accorgimenti per evitarci i guai di cui vi dicevo. Vi dico subito che il maggior numero di violazioni, cioè il maggior numero anche di esposti che riceviamo all'ordine, riguardano i minori. Sui minori ne combiniamo di tutte e di più. La realtà è una sola, ma io dico per evitarsi guai, perché sui minori c'è un'attenzione molto forte da parte di tutti. Ormai la Carta di Treviso è diventata patrimonio comune anche dei cittadini. Quindi scrivere di minori significa, se non si scrive in un certo modo, finire nei guai. Dopo ne parleremo più approfonditamente, però scriverne in un certo modo, per quello che ho visto io, per stare tranquilli, per rispettare le leggi, per rispettare la deontologia, è non scriverne, ma non equivocate quando dico non scriverne. La notizia va data tutta e sempre, ci mancherebbe. È il modo di dare la notizia che a noi ci rovina spesso. Quando si parla di minori vuol dire anche un ragazzo di 17 anni e 8 mesi con la barba, vi ricordo, perché spesso avviene anche questo, minori, protagonisti di reato o vittime di reato. Quindi sui minori l'attenzione deve essere massima se vogliamo stare tranquilli. Quindi si racconta tutto, l'episodio di cronaca, non si scrive nulla che possa ricondurre all'identità del minore. È l'unico modo di uscirne. C'è la pressione dei cittadini, degli avvocati, del pubblico tutore dei minori, della stessa magistratura. Non si sente? Quindi c'è una pressione sull'attività del giornalista che è enorme. Sui minori ancora di più, ci sono associazioni di genitori, di tutto è avvenuto quando scriviamo di minori. Però continuiamo a vedere fotografie, nomi e cognomi, il papà fa il camionista in quel comune, la mamma è impiegata in comune nell'ufficio d'Italia, come aveva scritto nome e cognome, il garante della privacy, contestazioni una dietro l'altra. Perché dobbiamo arrivare a metterci nei guai? Abbiamo una filosofia di pensiero nelle gerarchie redazionali spesso che dice il bambino fa vendere. A me viene da ridere, se si può ridere su un tema simile. 6 milioni di copie di giornali vendute 10-15 anni fa, non so se adesso siamo a 3,5, se i bambini facessero vendere
avremmo risolto il problema. Fotografie, nomi e quant'altro non si può, e bisogna cambiare una mentalità, una cultura e dire che non si può fare. Ma questo poi lo approfondiamo perché gli svolti sono 1000. Vi dico subito che se avete delle domande fatele subito, interrompetemi, alzate la mano eccetera, che è meglio. Allora, dicevamo delle norme. Noi giornalisti invochiamo sempre l'articolo 21 della Costituzione. L'articolo 21 è complesso, ma insomma in sostanza la parte che più apprezziamo noi giornalisti: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Questo lo intendiamo noi come diritto di cronaca ed è così. Cioè, perché c'è questa attenzione della Costituzione in particolare sulla nostra attività e su questo articolo 21? Non è casuale, perché la libertà di manifestazione del pensiero rientra tra le libertà fondamentali che ci vengono riconosciute. L'articolo 21 include non solo la libertà di esprimere la propria opinione e di divulgarla con ogni mezzo, ma anche il diritto all'informazione, comprensivo sia della libertà di informare sia di quella di essere informati e di informarsi. Non vi è solo l'interesse mio di giornalista, rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono di far circolare le informazioni, ma viene tutelato anche l'interesse del singolo e della collettività a ricevere notizie. Questo è un bel articolo, un qualcosa che dà dignità alla mia professione di giornalista, però troppo spesso noi ci fermiamo qui. Per noi la Costituzione è questo e basta, e purtroppo, per fortuna, non è così, perché la Costituzione individua altri elementi costitutivi della nostra società di pari dignità, e che sono i diritti ugualmente garantiti all'immagine, al nome, alla riservatezza, all'onore, alla reputazione. Noi non possiamo non tenere conto di questo. Sono dei limiti che incontra il nostro diritto di informare. Noi ce ne dimentichiamo e passiamo i guai. Allora, qual è il discorso iniziale che parte dalla Costituzione? Che è necessario trovare un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e l'interesse generale alla libera formazione del pensiero. Sono 3 le condizioni sostanzialmente che vengono ravvisate in questo bilanciamento. I fatti pubblicati devono essere veri, la verità, e già ci sarebbe molto da dire. Devono rispondere a un interesse pubblico, pertinenza, devono essere esposti in modo formalmente corretto, continenza. Queste 3 condizioni danno corpo al diritto di cronaca. Sono condizioni che si uniscono poi ad altri passaggi fondamentali che poi sono stati richiamati anche nella legge sulla privacy, e che vi vado a dire, perché la legge sulla privacy è una legge sulla privacy generale, non un testo unico, però all'interno c'è un codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica che mitiga molto la legge sulla privacy stessa. E allora qui il garante ci dà un'ulteriore strada oltre ai 3 punti che vi ho detto, perché ha elaborato proprio un documento, Privacy e giornalismo, chiarimenti in risposta ai quesiti dell'ordine dei giornalisti, che risponde a dubbi sollevati dalla categoria eccetera. I punti centrali sono 2. Il primo è autonomia e responsabilità del giornalista. È un punto fondamentale perché ci riconosce un ruolo ben preciso. Viene riaffermata la responsabilità del giornalista, al quale spetta acquisire, selezionare, scegliere i dati utili ad informare la collettività in assoluta autonomia. E ci dice il garante, che è terribile se ci pensate, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista, il quale, in base a una propria valutazione, parentesi, che può essere sindacata dopo, acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili a informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente, in particolare del codice deontologico, e assumendosi la responsabilità del proprio operato. In pratica il garante ci dice: tu sei libero di fare quello che credi, perché sei tu che devi decidere cos'è notizia e cosa non è notizia, se la devi pubblicare, se non la devi pubblicare, però sta attento a quello che fai,
perché dopo ne rispondi. In questo contesto io non ti do delle regole certe, noi chiediamo le regole certe, è bene non averle. Il garante ci spiega che ogni situazione è a sé stante, ogni caso di cronaca ha dei risvolti particolari, non ce n'è uno uguale all'altro. Però ci sono altri due punti che ci indica, ed è qui che noi spesso sbagliamo purtroppo. Gli altri due punti sono: è il giornalista a valutare, se è il giornalista, dice, a valutare, non altri, se la notizia sia di interesse pubblico, quindi interesse pubblico, tu devi valutare se c'è l'interesse pubblico, non sempre c'è, specie delle vicende minime personali. E se ciò che si sta per pubblicare, anche dati della sfera privata del singolo, sia essenziale all'informazione. Interesse pubblico, essenzialità, ricorre sempre, anche nelle sentenze dei giudici. Quando noi sbagliamo, quando ci sono le condanne per risarcimento danni, c'è sempre questo aspetto. O manca l'interesse pubblico, o manca l'essenzialità della descrizione, o mancano entrambi. E dice il garante, virgolette, il giornalista valuta dapprima quando una notizia rivesta effettivamente un rilevante interesse pubblico e successivamente quali particolari relativi a tali notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell'originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti. Cioè, ci sta dicendo, ci sta dando delle linee guida che poi sono quelle delle carte deontologiche, all'interno delle quali muoversi. Però noi dobbiamo muoverci facendo questo tipo di valutazione prima. Allora, molti colleghi mi dicono sempre che rogna, che stufa, quante gabbie, quanto questo, quanto quell'altro. Ma se non ci fosse l'ordine non hai risolto il problema, perché il problema resta, per quello che vi dicevo prima. L'attenzione è terribile su quello che viene scritto. Spesso gli esposti o le segnalazioni all'ordine o direttamente alla magistratura, persino all'insaputa dell'ordine, sono totalmente infondati. L'ordine li archivia, voglio dire, io non voglio fare di terrorismo, però ho visto tantissime situazioni in cui il giornalista non riesce a difendersi. A questo proposito, proprio perché parlo a dei giornalisti e proprio perché voglio fare una deontologia applicata, vi do anche alcuni consigli sulle modalità in cui il giornalista non riesce a difendersi. L'esempio classico, tenete presente che questi procedimenti, sia a livello di ordine disciplinare, sia a livello, diciamo, di cause, hanno tempi lunghi. Quindi magari dopo 6 mesi tu sei chiamato a far valere le tue ragioni in una sede o nell'altra. Allora, il caso classico è quello in cui il tuo articolo viene modificato in redazione. Questo succede soprattutto ai freelance. Non si può fare, è deontologicamente scorretto, ma avviene. E l'onere di dimostrarlo quando ti difendi è in capo a te giornalista. Cioè, dopo 6 mesi tu dirai il mio articolo è stato modificato, è rimasta la firma perché non è stata tolta, nessuno mi ha avvisato della modifica, io non avevo messo il nome del bambino, nemmeno il cognome. Arriverà la gerarchia redazionale a dire che non è vero. Questo avviene, io vi dico le cose come avvengono, ovviamente con le dovute eccezioni, però sono questi i casi che ci troviamo di fronte. Non è vero, non mi ricordo, nella migliore delle ipotesi, e quindi tu non sei in grado di dimostrare spesso che il tuo articolo è stato manomesso e ne rispondi. Tenete presente che la responsabilità è sempre soggettiva dell'autore dell'articolo. La legge sulla diffamazione che stiamo combattendo a Roma ha un unico primo obiettivo, stranamente, questo è un Parlamento strapieno di giornalisti e però avviene questo: togliere ai direttori la responsabilità oggettiva. È vero che il direttore non può controllare 100 pagine, 50, 200, però è anche vero che se un direttore vuole
lancia una direttiva ferrea, i nomi di minori non vengono pubblicati, ad esempio. Quindi la responsabilità è sempre personale, il guaio è tuo. Allora cosa consiglio io? Quando un articolo viene modificato in maniera sostanziale, in maniera tale da poter ingenerare dei guai, devi obiettare, cioè conservare l'originale, il giornalista, il giorno dopo mandare una mail bonaria dicendo alla redazione, al capo redattore, al capo servizio che l'articolo è stato modificato, che la tua firma è quella ma tu non ti riconosci, e un domani puoi esibire almeno questo. Lo so che è faticoso, perché alla terza contestazione che fai non lavori più. Non è che non è semplice la questione, però bisogna capire cosa vogliamo. Cioè qual è il male minore e come affrontarlo. Avviene molto spesso questo, mi devo dire. Non tutti gli articoli sono oggetto di contestazione da parte di qualcuno, per carità, però voglio dire, quando avviene, avviene, e dopo mi chiamano spesso dei colleghi per consulenze che faccio o che non faccio, la mia domanda è sempre quella: hai l'originale? No. Ma quando hai visto che hanno modificato l'articolo hai detto qualcosa? No. Ho capito. Vai a sostenere la tua tesi, speriamo che il giudice o il consiglio di disciplina ci creda, voglio dire. A volte è evidente che è in buona fede il giornalista, però, ripeto, anche le gerarchie giornalistiche, io li invito sempre a un'estrema attenzione. Io faccio il caporedattore dello sport al Gazzettino, lo sport è molto meno soggetto a guai di questa natura, però se io devo modificare un articolo, un conto è che cambio il congiuntivo e la sintassi e quello mi devono dire grazie, un conto è che ci sono dei cambiamenti sostanziali e allora chiamo l'autore dell'articolo, se non lo trovo leverò la firma, voglio dire, sono passaggi minimi. Tenete presente che io ho vissuto varie stagioni di questa nostra professione, ho vissuto la stagione in cui i direttori, cito il direttore per eccellenza Giorgio Lago, a ogni contestazione, perché non tutti gli articoli sono firmati, no? o di natura legale, diffamazione eccetera, o di natura utilistica, lui rispondeva sempre: mi assumo io la responsabilità di questo articolo non firmato. Quando? Perché la prassi è che ti chiedono, o il magistrato o l'ordine ti chiede di chi è questo articolo, visto che è arrivata una contestazione, e il direttore rispondeva così. Oggi come oggi al 90%, 80, facciamo 80, rispondono, ti mandano nome, cognome, indirizzo, età e tutto del giornalista. Ah, l'ha scritto lui. E tu procedi contro di lui, contro il giornalista, perché devi, in un articolo non firmato, tu chiedi al direttore, ovviamente. Allora voglio dire, perché correre questi guai? Allora stiamo dentro la deontologia. La deontologia, vi dicevo, è fatta, io vi ho parlato della Costituzione, nelle 2 ore circa non posso parlarvi di tutto, ma c'è la legge sulla stampa, che è la legge del 48 numero 47, una delle prime leggi della nuova Italia, importante. Qui dentro in particolare ci interessa, tra le tante cose, la pubblicazione di immagini raccapriccianti. Anche qui pubblichiamo foto improponibili che sono fonte di guai, incidenti stradali con corpi straziati, è la migliore delle ipotesi, voglio dire, ma anche di peggio. Altra cosa è pubblicare immagini raccapriccianti, e qui rientriamo nel discorso di prima del giornalista che deve valutare. Ad esempio, se l'immagine raccapricciante è l'unico modo di dare la veridicità di una notizia, va pubblicata. Vi faccio un esempio delle stragi al fosforo in Iraq, quando gli americani negavano che fossero avvenute, solo la pubblicazione delle foto poteva dimostrare che c'era stata la strage con l'uso del fosforo. Allora voglio dire, ogni cosa va valutata attentamente, assumendosene la responsabilità. Quindi la legge istitutiva dell'ordine, parliamo di questo, è un altro cardine.
legge 3 febbraio 1963 numero 69, è la legge che ha istituito l'ordine dei giornalisti. L'ordine dei giornalisti, se vogliamo, lo sapete meglio di me, è un unicum, no? L'ordine dei giornalisti, vi ho detto che è stato istituito per legge, quindi l'ordine è legge, l'ordine non è il sindacato è una libera associazione di persone, posso aderire o meno, io consiglio di aderire, ma è una libera scelta. L'ordine, se vuoi fare il giornalista, essendo istituito per legge, l'ordine ti rappresenta, non puoi sottrarti a una giurisdizione e deve procedere in base alla legge. Un presidente dell'ordine, un consigliere, eccetera, è sottoposto come pubblico ufficiale, l'ordine è sottoposto al controllo dei ministeri vigilanti, della Corte dei Conti, deve tenere dei bilanci, non può sbagliare, cioè, perché sbagli e violi la legge. Alcuni colleghi mi dicevano ma rimandami il pagamento della quota, sto in difficoltà, non posso. Qualcuno si offendeva, non è nella discrezionalità mia, a parte che sarebbe opinabile che a te dico paga la quota annuale e a te no, ma insomma al di là di questo, quella è una tassa, come fosse una tassa dello Stato, voglio dire, non c'è discrezionalità. Per dirvi che significa istituito per legge, allora istituito per legge significa anche procedure. Come saprete, l'aspetto disciplinare è cambiato, no? Prima c'era il Consiglio dell'Ordine a livello regionale e il Consiglio dell'Ordine a livello nazionale che si occupava della disciplina, istruiva le pratiche, ti assolveva, ti condannava e andava avanti. Adesso la buona ministro Severino ha detto basta, voi vi fate giustizia in casa, ve la raccontate come volete, io voglio un organo giudicante terzo, esterno, non può essere il Consiglio dell'Ordine, va bene. Questo discorso l'ha fatto per tutti gli ordini, non solo per l'ordine dei giornalisti, quindi ha fatto una legge che vale per tutti gli ordini, dai farmacisti, un gran casino, se mi permettete la parola, perché la nostra è una professione alta. Allora, all'interno di questo l'azione disciplinare adesso è esercitata dai consigli di disciplina. A livello territoriale in Veneto abbiamo 3 collegi di 3 colleghi, consigli di disciplina che non sono più come prima i consiglieri eletti dell'ordine, ma sono designati dal presidente del tribunale su una rosa che propone l'ordine. E ovviamente sono giornalisti ancora che decidono o che fanno giustizia, se volete. Questo ha comportato critiche e non critiche, perché il fatto che siano dei giornalisti a giudicare, allora si dice che non è garantita quella terzietà che non era garantita nemmeno prima. Sta di fatto che la legge dice questo. A livello nazionale c'è un collegio di disciplina, in questo caso per legge sono 12 giornalisti tra gli eletti in Consiglio nazionale che però lasciano il Consiglio nazionale. Questo per dirvi che l'azione disciplinare ieri come oggi segue delle procedure che sono procedure, anche se non piace, processuali. Quando come presidente dell'ordine arrivavano esposti, io dovevo avvisare i colleghi, anche quello che mi lavorava accanto, che qualcuno contestava il suo operato, e lo dovevo fare, come si deve fare oggi, ma lo fa il collegio di disciplina, attraverso una raccomandata, con i termini a difesa, spiegando che poteva valersi di un avvocato. 70% dei casi i colleghi si arrabbiavano e non bastava farmi una telefonata, non basta farmi una telefonata. C'è una procedura di legge, avrei violato i tuoi diritti, sarebbe stato nullo il procedimento, non si può fare, non basta una telefonata, ti arriverà la raccomandata, ti dice che qualcuno ti contesta e io ti dico come fare, che puoi difenderti, che puoi presentarti con un avvocato, puoi presentare una memoria, insomma c'è un percorso che è obbligatorio, ma questo discende dalla legge e la legge è quella del 63. Vi leggo l'articolo 2, che è l'articolo centrale della legge: diritti e doveri. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui, quello che vi dicevo prima, e del loro obbligo inderogabile rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultano inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale, dopo ne parliamo, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, a promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori e la fiducia tra la stampa e i lettori. La rettifica è un altro di quegli elementi su cui noi spesso abbiamo glissato e che adesso ci vogliono bastonare, perché la famosa legge che vi dico essere adesso in discussione sulla diffamazione, che dicono che adesso i cattivi dicono che ha preso un'accelerata dopo che è stata pubblicata l'intercettazione di Renzi che diceva che Letta era incapace. Sta di fatto che l'accelerata l'ha presa, si parla di fine luglio, non lo so se è così, ma pensando male qualcuno diceva che ci si azzeccava, era uno che veniva spesso a Cortina, oltretutto, non lo so. Però voglio dire, la rettifica la stanno cambiando in un modo abnorme e a me stupisce molto che al di là delle proteste dell'ordine, devo dire anche del sindacato, i tanti direttori che passano pure a Cortina, nessuno fa una bella pagina per capire a cosa si va incontro, perché una delle norme è che la rettifica va pubblicata con la stessa evidenza e va bene, c'era già prima e non lo facevamo. Non c'è un limite, prima c'era un limite, io ti mando 2 pagine di rettifica, tu me le pubblichi perché lo dice la legge. Peggio, non devo rispondere, cioè non posso rispondere alla rettifica, la devo pubblicare e basta. Allora noi pensiamo sempre, non so, a un Totorrina che manda la rettifica perché tu hai fatto un articolo in cui veniva condannato per peculato e non so, e 7 omicidi. La condanna per peculato è sbagliato, non c'era, dice, e lui ti rimanda la rettifica di 3 righe, non sono mai stato condannato. E tu non puoi rispondere, non è che gli puoi dire, guarda, non sei mai stato condannato per peculato, ho sbagliato magari, però i 7 omicidi l'ergastolo, no, non puoi rispondere. Allora mi chiedo, voglio dire, ecco, su tutte queste tematiche l'attenzione della pubblica opinione è molto bassa, devo dire, ed è pericolosissimo perché attraverso i meccanismi di formazione del pensiero c'è dentro la democrazia, cioè come si forma l'idea una persona, come si informa. Oggi come oggi si informa in 1000 modi, poi ci sarebbe da parlare, però voglio dire, se tu non hai un meccanismo di informazione variegato, i rischi per la democrazia sono altissimi. Questi tra legge sulla diffamazione, intervento sulle intercettazioni di cui adesso parliamo, questi non ci vogliono più far scrivere nulla e lì dentro sono tutti d'accordo in Parlamento, voglio dire, non è che, e noi non abbiamo, siamo una categoria ormai non particolarmente stimata, diciamo, non abbiamo la forza, forse la voglia di opporci seriamente a tematiche che sono pesantissime. Le intercettazioni, dice dovete smetterla di pubblicare le intercettazioni. Non ho capito, dice perché dobbiamo smetterla? Ah, perché voi scrivete di fatti privati, di persone, sputtanate la gente e non si può fare. Ah, va bene, dico. Quindi, quando le intercettazioni vengono rilasciate dal magistrato, sono nella disponibilità delle parti, degli avvocati eccetera, io non dovrei scriverne fin quando non so a che livello l'udienza arrivi, anni. Io penso sempre a una cosa: se i giornalisti non avessero pubblicato le intercettazioni, e faccio un esempio, ne vorrei fare 20, sulla clinica degli orrori di Milano, dove operavano gente sana per avere i contributi regionali e quelli poi morivano, se non l'avessimo pubblicata ad oggi la clinica ancora operava perché c'era il silenzio su tutta la vicenda fino a non so quando. Vogliamo, in una giustizia in Italia che è molto lenta, diciamo. Allora vogliamo andare avanti così?
Oppure, non so, non dovevamo pubblicare Calciopoli, le intercettazioni? O magari quelle all'epoca sulla Banca d'Italia, Fazio starebbe ancora lì, non dovevamo pubblicarle? Ce lo volete impedire? Va bene? Non protesta nessuno, non so, ma nemmeno noi giornalisti protestiamo, ma nemmeno, diciamo, la FIEG, che è l'associazione degli editori, protesta l'ordine, che l'ordine ha rotto le scatole, ci dicono. Però così voi capite che viene messo a rischio il diritto a essere correttamente informati. C'è da dire una cosa, perché è bene dire che molti di questi argomenti traggono spunto dai nostri errori voluti, cioè le intercettazioni, cioè pubblicate a nastro, non depurate. Dice il magistrato le deposita e non le depura. Ho capito, non le depura. Io che le ho in mano devo depurarle e levare tutti i fatti, i riferimenti, le notizie riguardanti persone che non hanno un rilievo penale nell'inchiesta. Se non faccio così mi espongo. Una banalità: all'epoca di Calciopoli, in una telefonata, non so se era tra Lippi, allora commissario tecnico della Nazionale, e il figlio, figurava che Lippi parlava, mi pare, col figlio, e gli dava il numero del telefonino. Abbiamo pubblicato l'intercettazione col numero di telefonino, ha ricevuto 50 milioni di telefonate agli italiani che gli davano la formazione dell'Italia, ha dovuto cambiare telefono, voglio dire. Ecco, quando facciamo questi errori, e ce ne sono più gravi, telefonate assolutamente private di persone che intercettando si finisce dentro, sono errori che poi la politica prende spunto per dirci: avete visto quante ne combinate? Adesso non scrivete più nulla. Però ecco, quindi sulle intercettazioni rientriamo pienamente ancora negli aspetti deontologici. Sulle intercettazioni ci sono anche fior di cause in corso di persone che si sono viste spiattellare telefonate assolutamente irrilevanti e private, però magari imbarazzanti, che per noi fanno gossip. Ma detto un direttore fa gossip, non dico farà gossip, ma se tu c'hai un amante e ti mettono la tua telefonata non mi dirai che gossip, scusa, e allora sei arrabbiato. Allora se noi non facciamo questo e ritorniamo a quei principi di cui vi dicevo, interesse pubblico, essenzialità dell'informazione, autonomia e responsabilità del giornalista, ci prestiamo a essere attaccati e ci prestiamo, io voglio vedere come finirà questo film tra diffamazione, intercettazione eccetera, ma mi pare di capire che se non altro si può pensare quello che si vuole, il governo Renzi ha un certo decisioni che poi non guarda in faccia a nessuno. Quindi siccome ha più volte detto che non solo lui va avanti, che non solo che è ora di finirla, che i giornalisti scrivono di tutto e di più, e che anzi forse è meglio abolire pure l'ordine dei giornalisti, anzi tutti gli ordini, vabbè, non c'è da stare allegri, perché voglio dire, dopo voglio capire, abolito l'ordine, i due aspetti fondamentali che danno, gli unici che danno senso alla sopravvivenza dell'ordine: deontologia, informazione e chi se ne occupa. C'è da dire una cosa, che l'ordine, vi ho detto, è istituito per legge del 1963. Nel 1963, io avevo 8 anni, c'era la radio, la televisione intesa come RAI, entrambe intese come RAI, la carta stampata intesa come quotidiani e periodici, e l'agenzia ANSA, forse c'era l'AGI, non lo so. Non c'è, questo era lo scenario dell'informazione. L'informazione è completamente cambiata, basti pensare a internet. Su internet c'è una deficienza legislativa clamorosa. Ecco, e da allora evidentemente la legge è diventata vecchia, non si riesce a riformarla, la colpa dicono è dell'ordine. Io penso che anche un bambino sa che una legge si riforma in Parlamento. Ripeto, la libera associazione di persone la riformo come voglio. Noi abbiamo prodotto almeno 2 o 3 proposte di riforma consegnate in Parlamento, perché la legge necessita di essere rivista, se non altro per l'accesso alla professione. Oggi continua a bastare la terza media. Purtroppo, per fortuna, si può pensare quello che si vuole, ma per fare il giornalista servono competenze alte, altrimenti, faccio un esempio, se ti occupi di economia e non ne capisci nulla, non fai altro che pubblicare il comunicato della Fiat dove c'è scritto la Punto è tanto bella.
quindi delle competenze le devi avere. La legge va riformata, il Parlamento non la riforma, la FIEG, che è l'associazione degli editori, ci ha detto ma a noi va benissimo così, la legge per chiudere le mie aziende assumo chi voglio, non voglio, e allora avanti così, però senza riforma della legge istitutiva dell'ordine penso che le cose non cambieranno molto in meglio. Adesso il senatore Di Sicchia ha messo una proposta in Parlamento, ma sappiamo come funziona. In un certo momento ci sono le corsie preferenziali per le leggi, che non sono come quelle di Roma sempre intasate. Corsie preferenziali che per la legge dell'ordine non scatta mai, è sempre là, a volte pare che sia in pole position, poi non va avanti. Allora, questo per dirvi, allora, anche sulle intercettazioni vi ho spiegato qual è la situazione. La legge nostra ce lo richiama e poi abbiamo tutte le carte deontologiche. Le carte deontologiche sono importantissime. Le carte deontologiche sono quelle vissute peggio da noi giornalisti. Quando le citi, io a volte gli dico guarda che dice questo, attieniti a questo, dice ancora, ma quando è che finisce questa storia? L'ha detto l'altro giorno un collega, dice guarda finisce quando ti prendi una bella condanna, allora vedi che dopo. Ma il problema è che non sappiamo, perché non vogliamo sapere. Allora, intanto c'è da dire una cosa: la Cassazione ha riconosciuto che le regole deontologiche hanno natura giuridica. 6 giugno 2002, sentenza 8225. E allargando successivamente la sua visione sulla materia, secondo un indirizzo, scrive, questo è del 2004, numero 5776, secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge, va compresa anche la violazione delle norme di codici deontologici degli ordini professionali. Mica è acqua. Trattandosi di norme giuridiche obbligatorie, valevole per gli iscritti all'albo, ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare. Cioè, più chiari di così, in genere dicono che questi sono parrucconi che si esprimono in maniera incomprensibile. Qui mi pare che non c'è nessun dubbio sul valore delle carte deontologiche, perché quando ti dice tutto quello che ti ha detto dovrebbe scattare un campanello d'allarme. Una delle carte, diciamo, basilare, la carta dei doveri del giornalista, che è stata siglata nel 1993 da Ordine Nazionale e da Federazione della Stampa, e fissa proprio i principi. Io vi invito a leggerla, visto che siete tutti colleghi, leggetemela. C'è il rischio pure che prendete paura, perché intravedete i guai in cui si può incorrere, no? Io non ve la leggo ovviamente tutta, vi posso leggere questo passaggio. Vediamo se lo trovo. Ecco, questo che mi piace molto, questo è importante, racchiude tutto. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla agli interessi di altri, e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. Voglio dire, questa è legge. Quindi che dobbiamo dire? Ora molti mi dicono ma non è così, non è mai così, vivi in un altro mondo. Ma dico, io non vivo in nessun altro mondo, io te lo racconto non perché ho dei principi etici e morali inscalfibili, non per questo te lo dico perché la tua professione è una professione difficile, tortuosa, complicata e pericolosa, ma è pericolosa per te e per gli altri. Noi possiamo distruggere vite, persone e quant'altro, non è che spesso leggo articoli, dico ma si è reso conto di cosa ha scritto? Cioè andiamo incontro veramente. Vi facevo il caso dei minori, veramente lì abbiamo agli atti cose inenarrabili. La cosa peggiore in assoluto degli ultimi anni, una cosa in cui abbiamo fatto veramente una figura come categoria da sparire, è quella di Sara Scazzi, la ragazza uscita.
a parte che c'è una marea di procedimenti disciplinari in atto e di cause di varia natura, ma lì abbiamo dato il peggio di noi stessi, perché abbiamo pubblicato di tutto e di più, con una corsa l'un l'altro tra i giornali, le televisioni, i talk show di cui è avvenuto di tutto, veramente, in cui abbiamo, fino al punto in cui nelle redazioni sono circolate foto, e non vorrei sbagliarmi, sono finite anche su qualche sito di qualche testata, non mi ricordo se era questo il caso, del recupero del corpo della ragazza, recupero che vi ricordo avvenne dopo un paio di mesi, quindi chiamarlo corpo ce ne vuole. Ecco, voglio dire, è questo giornalismo. A questo proposito vorrei leggervi una cosa che è fastidiosa, se qualcuno non... ma come esempio, secondo me, questa è un'opinione molto personale, ditemi se sbaglio, come esempio di qualcosa che secondo me non aggiunge, non è una notizia, non aggiunge nulla ed è fastidioso, perché io ve lo leggo, mi dà fastidio. Qui, a distanza di mezzo secolo, il Daily Mail ha pubblicato, il giornale inglese comunque, ha pubblicato un'intervista ai due addetti dell'agenzia funebre che la mattina del 5 agosto 62 andarono nella residenza di Marilyn Monroe e fecero il loro lavoro funebre. Era morta da 3 ore e questi raccontano, e noi giornalisti scriviamo, ve lo leggo perché è stato ripreso da alcuni giornali italiani e da alcuni siti. Mi chiedo se questo è un modo per vendere i giornali, per avere credibilità, se le regole vengono rispettate. Questo articolo si legge: poiché era morta a faccia in giù, il suo viso era livido, pieno di chiazze e gola, il collo era molto gonfio, i capelli crespi, si evinceva che non li aveva tinti da un bel po' perché la ricrescita era scura, non si depilava le gambe da almeno una settimana, non si era fatto da tempo né manicure né pedicure, le sue labbra erano completamente screpolate. Per sgonfiare il collo fu necessario praticare un'incisione, sollevando e girando il corpo dell'attrice, un momento che lo turbò profondamente all'addetto. Il racconto prosegue poi con ulteriori dettagli. La Monroe non indossava mutandini, infatti non le trovammo nella sua casa. Tra le cose che gli consegnò la sua assistente c'era un reggiseno imbottito. I segni erano comunque troppo piccoli per farli sembrare generosi, vi risparmio il resto. Ecco, allora io mi chiedo se questo è giornalismo e perché i giornali italiani l'hanno ripreso. Dice, in Inghilterra fanno così, i tabloid, ho capito, in Inghilterra i tabloid fanno così. Ci sono estremi disciplinari? Forse no. Ci saranno cause? Forse no. Chi è che fa caso dopo mezzo secolo? È in gioco la credibilità dei giornalisti, l'autorevolezza, la dignità? Io penso di sì. Perché pubblichiamo queste cose? Aggiungono qualcosa? Ci fanno vedere i giornali? Non credo. Questo è stato ripreso, questo articolo, mica da giornali italiani scandalistici, anche da giornali autorevoli. È durato poco, poi perché l'avevano messo sul sito, sono arrivate proteste. Però voglio dire, che senso ha fare una cosa simile? Allora, Sara Scazzi fu una cosa simile, ne facciamo tante altre di cose simili, no? Voglio dire, però non è possibile questo, no? Allora la Carta dei doveri ci dice tutte queste cose, ci ricorda la presunzione di innocenza, che ce ne scordiamo spesso, ci ricorda che ad esempio questo è il garante della privacy, ci bombarda su questo e noi continuiamo. Non si possono pubblicare foto di persone in manette. Il collega, quello è un mostro, ha ammazzato un bambino, ho capito, non si può. Cioè, voglio dire, il fatto che noi si debba avere una discrezionalità personale, ce l'abbiamo già, ma discrezionalità personale, secondo alcuni di noi, sconfina nel fatto che siccome lo dico io posso ignorare la legge, ma non funziona così. Non funziona così purtroppo, per fortuna non funziona così. Cioè, se non si può pubblicare, anche i telegiornali, dice ma il filmato ce l'ha fornito la polizia e la tua opera di mediazione, la tua selezione della notizia, la tua valutazione, il tuo rispetto non vuol dire, se te lo fornisce la polizia non c'è nessuna, per te non te la cavi. Se il peggior mafioso ti fa causa perché l'hai rappresentato in motivo, in manette, lo perdi.
non ci sono santi, ma io non dico per la questione di causa, dico che non si può fare, molti non gradiscono in particolare quell'aspetto, perché noi siamo bravi a scrivere articoli in cui condanniamo per primi colui che poi dopo 10 anni sarà assolto magari. Riporta le notizie, scrivi tutto con tranquillità e basta, no? Ma c'ho la foto, che ci metto? Graficamente mi serve una foto. Allora ho assistito a questa scena anni fa, dice ma la foto del bambino non si può mettere, peccato, era così bella. Un bambino che era un minore che aveva un sedicenne che aveva violentato un dodicenne, una roba sì. Però veniva bene sto sedicenne, vedi che faccia cattiva, che ho capito. Allora che foto mettiamo? Ma andiamo sui siti e prendiamo una foto dei bambini del Tagikistan, mettiamo una foto dei bambini depressi per terra, non si sa come mettiamo quella perché ci serve la foto. Non è la sua nemmeno quella, voglio dire, nessuno ti obietterà nulla probabilmente, la trovo difficile che tagli una causa, però voglio dire, possiamo continuare a ragionare con quello che da molti è ritenuto un cinismo inopportuno a fare queste cose? Non lo so, io dico che non si può fare. Quindi anche sulla presunzione di innocenza, io leggo articoli dove noi condanniamo ancora prima che ci siano, non dico le prove, ma un pronunciamento dell'autorità giudiziaria, insomma tutto va dato nei dovuti modi. Cioè il diritto di cronaca si può esercitare tranquillamente, noi dobbiamo impedire che ci irreggimentino con l'alibi dei nostri errori, perché questo stanno facendo, perché la politica sta facendo questo, prende, io dico, gli ancora pochi errori, perché non è che e li usa per toglierci la facoltà di raccontare le cose. Questa è una cosa terribile, cerchiamo di evitare gli errori grossolani, quantomeno quelli. Io lo dico a tutti, lo dico ai miei colleghi delle redazioni, mi telefonano in molti per avere consigli, ma si infastidiscono però molti colleghi quando dico queste cose. Il terreno, diciamo, peggiore è la nera e la giudiziaria, ovviamente, perché attorno alla nera e alla giudiziaria vengono costruite pagine di giornali, parliamo di trasmissioni televisive, i suicidi, ce lo dice il Garante, cioè voglio dire, i suicidi vanno trattati con estrema attenzione, ma voglio dire, qui è una diatriba tra noi giornalisti e infinita. Però io mi richiamo al fatto, al di là delle regole deontologiche, il dubbio di avere qualcuno sulla coscienza non ce lo voglio avere. Abbiamo fatto un corso a Padova, l'effetto Werther che deriva dal libro I dolori del giovane è conclamato, l'emulazione è conclamata, non ci piove su questo, è assodato. Io ricordo che anni fa i giornali scrivevano, era in balza la moda, non la voglio manco ricordare perché ho dei dubbi, ma insomma siamo giornalisti, che delle coppie si uccidevano, lui e lei, giovani, dentro l'auto collegando il tubo di scarico. Più ne scrivevamo, più succedeva. Per una congiunzione astrale strana smettemmo di scriverne, da allora non è più successo. Ma farà riflettere qualcuno, ma se non altro per non avere qualcuno sulla coscienza. Dice, ma si spara Cardini, che fai? Non lo scrivi? Certo, lo scrivi. Ma gli studi a livello mondiale, se uno avesse voglia di approfondirli, l'abbiamo fatto in questo convegno col professor Diego De Leo, che è un cattedratico padovano che all'epoca, siccome in Italia nelle università trovava poco posto, è andato in Australia e è diventato l'autorità principe in materia e ci ha raccontato cose pesantissime. Per esempio dice, non enfatizzate tanto le parti biliari delle vittime, no, perché suscitano emulazione. Viene in mente anche ad esempio i suicidi degli imprenditori, ma perché voi non intervistate mai chi ce l'ha fatta uscirne? Date la notizia se è famoso, ma intervistate chi ce l'ha fatta uscirne, che può essere un appiglio per chi è lì in bilico. Adesso lo faccio anch'io. In Australia è d'obbligo
che ogni articolo di questa natura riporti alla fine 3 righe in cui c'è scritto: questi sono i numeri di telefono per chi ha bisogno di aiuto, attenzione, rivolgetevi a queste persone, attenzione, non fatevi trascinare da questa notizia, se no non esce l'articolo. Si potrebbero fare tante cose. Noi però giornalisti siamo innamorati del fatto che ha un suo fondamento, devo dirvi però, che il diritto di cronaca prevale e non me ne frega niente del resto. Sì, ho capito, c'è anche questo aspetto, però il suicidio insignificante, non so, sedicenne si uccide per amore, 2 pagine. Dice, ma tanto se non lo faccio io lo fa quell'altro, va bene, comincio a non farlo io. Poi vediamo, no? Ripeto, trattare questi casi, che sui suicidi i richiami anche del carattere, quando parliamo di minori ad esempio, no? Dice, i colleghi mi richiamano, mi dicono, ma allora il minore è stato violentato, l'hanno ucciso poi, quindi siccome è morto non pregiudico più la sua crescita e scrivo. Dico sì, dico, in teoria puoi anche farlo, dico, ma hai accertato se il ragazzo aveva ha un fratello minore, una sorellina? Cosa succede quando la sorellina va a scuola e i compagni gli dicono tuo fratello di qua e di là? Non si può fare, dico, se c'è una... ma allora che scrivo? Allora ragione. Cioè non è semplice la questione, però va sempre approfondita. E ripeto, su questo noi abbiamo tanti provvedimenti, i richiami del garante sono enormi, il garante ci dà una serie di indicazioni che fanno anche molto pensare, adesso ve ne leggo alcune, no? Perché è interessante anche, no? Vediamo. Perché ci parla soprattutto dei personaggi pubblici, che qui diventa molto interessante la questione, perché sul personaggio pubblico le tutele sono infinitamente inferiori. Tenete conto che la legge sulla privacy a livello giornalistico ci impone cautele quasi ferree sulla salute e sul sesso. Nello stesso tempo, sentite cosa ci dice il garante, margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali possono essere previsti anche in assenza del consenso dell'interessato, con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo e della funzione ricoperti. Ciò però solo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano precisati i dettagli. In questi termini potrà essere rilevante, ad esempio, l'informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico, anche in ambito locale, ricordo, ove sia necessario ciò al fine di informare la collettività sulla possibilità che ha lo stesso uomo di poter continuare a svolgere il proprio incarico. Allora qui prevale l'interesse pubblico, qui ci dice scrivilo, c'è l'interesse pubblico, la personalità è pubblica, tu puoi farlo, ma puoi farlo come? Nei limiti dell'essenzialità. Lucio Battisti, malato, morente, in ospedale. Allora, che scrivo? Scrivo. Personaggio pubblico, ha un tumore in fin di vita, questa è la notizia. Però siccome sono un bravo giornalista introdotto dappertutto, e dico bravo non con ironia, perché un giornalista che acquisisce dati vuol dire che è introdotto ed è bravo, riesco ad avere da un infermiere, non so chi, la cartella clinica di Lucio Battisti, in cui ci sono tutti i dettagli della malattia, i passaggi, dove è il tumore, allora, posso pubblicare, il personaggio pubblico scrivo, no? Il garante ha ammazzato, ha dato sanzioni, non puoi scrivere, sono dettagli inutili, hai scritto che ha un tumore, basta. Personaggio pubblico, non personaggio pubblico, dettagli di quel tipo sono solo dettagli morbosi, non servono a niente, eppure lo facciamo. Non parliamo di quel... Ivan Basso l'ha detto lui, se lo dice lui, cioè Papa Wojtyla che va alla finestra con la bava alla bocca e la mano tremante, lo fa per un suo motivo,
voleva far vedere ai fedeli che anche un Papa e un uomo probabilmente soffre come loro, forse voleva dare un segnale di speranza a chi è malato, se lo fai tu è un problema tuo. Infatti qua dice anche senza il consenso degli interessati. Ivan Basso era padronissimo di dire un tumore, non dove ce l'ho, perché ce l'ho. L'ha voluto dire, l'ha scritto su Facebook, basta. L'ha detto anche, quindi voglio dire, altri come lui, io ho fatto l'esempio clamoroso del Papa, noi facevamo i primi piani con le telecamere di questo che non riusciva a parlare, e va bene, cioè, l'ha deciso lui probabilmente per incuorare chi sta male, dice, non lo so, però voglio dire, altri casi, no? Lucio Battisti poi era riservatissimo, il fotografo che è entrato nella clinica travestito da infermiere per fotografarlo sul letto di morte, l'hanno fermato a 2 metri, era un ottimo fotografo perché aveva avuto l'idea geniale, ma non si può fare, voglio dire, non si può fotografare il personaggio pubblico in ambito privato. Cioè se sta nel giardino di casa nudo non lo puoi fotografare. Qui poi abbiamo un tema di chi sta dell'attrice che sta nel giardino di casa nuda e chiama lei per farsi telefonare, ma questo è un altro discorso, non ti farà mai causa, non ti farà mai niente. Però voglio dire, anche sulle fotografie c'è da prestare la massima attenzione, no? Però detto tutto ciò non bisogna eccedere nell'autocensura. Vi faccio una domanda: posso pubblicare la foto di una donna al mercato in cui si vede il volto, una bancarella, una donna che compra la frutta? Chi dice sì, chi dice no in genere? Tu dici no? Tu pensi di no? È luogo pubblico, ma io sono privato. Allora che si fa? Allora il garante ti ha risposto così, siccome gli è stata posta la questione ha risposto così, era un caso specifico. Il garante ha detto: intanto sei tu giornalista che decidi, perché me lo chiedi? Ti ho detto che c'hai autonomia, responsabilità, essenzialità, interesse pubblico, cosa mi chiedi? Decidi e dopo ti faccio sapere. E dopo ha fatto sapere questo, dice allora, anzi non dopo, prima, perché la domanda era banale, non era chiara. Dice guarda, ed è vero quello che ha risposto, dipende dal contesto in cui pubblichi la foto. Se la foto è a corredo di un articolo, che so, sull'aumento dei prezzi al dettaglio, non c'è nessun problema, quella donna non può obiettare nulla. Poi dice, ma se magari ha raccontato al marito che stava... quello è un problema suo, dice, non è un problema tuo di giornalista, perché poi succedono queste cose che tu fai la foto del traffico e c'è la coppia in macchina che dopo dice, questi sono problemi vostri, in quel caso sì che è luogo pubblico. Se la foto è pubblicata in un contesto, ad esempio sulla solitudine degli anziani, non puoi farla, non puoi pubblicarla, perché tu associ l'immagine di quella donna alla solitudine di un'anziana, quella magari ha 100 nipoti, 10 figli, non è sola per niente, quindi non puoi farlo. Quindi se lo fai e sbagli, paghi le conseguenze. Prego. Allora io avrei vinto una causa, perché sono stata fotografata ad una mostra d'arte dei vestiti di Capucci a Varese, riconoscibilissima da me, e ho trovato la mia immagine sulla prima pagina del Corriere della Sera Lombardia, sotto il titolo, quindi riconoscibile io, il titolo abbiamo trovato l'assassina di suo padre, il titolone grosso, ero io, avevo da 20 anni. Non capisco perché hanno messo la foto, non capisco perché hanno messo la foto sua. No, vabbè, in faccia, è stato tutti giocare, non c'entrò anche niente. Se era Galantina, le vacanze a Cortina per resto che sono più. Però voglio dire, succedono queste cose, però non bisogna cadere nell'eccesso opposto, no? Perché adesso la privacy la invocano tutti. Prego. Io volevo capire come procedere, per esempio nel caso di minori o disabili, lavorando in ambito locale con la TV, ogni giorno veniamo chiamati da professori, veniamo chiamati dai centri diurni, eccetera, per segnalarci eventi, iniziative anche di rilievo, e quando poi noi facciamo servizio sono gli insegnanti, i genitori che li autorizzano a dirci no, intervista il ragazzino, intervista il disabile, e gli
Diciamo che in passato avveniva sempre senza particolari problemi. Oggi con lo streaming eccetera chiaramente poi tutto questo diventa, insomma, ha una visibilità diversa e quando noi diciamo di no è un problema. Quando dici non l'ho intervisto? Non l'ho intervisto, non vogliamo farlo, sembra quasi che non si voglia dare. Lo dicono al contrario, per cui come ci dobbiamo comportare? No, sì, perché ho capito, ma sui minori e disabili vige il principio di chi esercita la patria potestà, fermo restando. Ecco, però le facciamo anche un altro caso. Noi è capitato per esempio di riprendere, di fare un servizio su dei teatri fatti molto bene dalla scuola, la scuola ci dice hanno tutti la liberatoria per essere ripresi, non facciamo primi piani ma teniamo i campi ampi, eppure all'interno di questi gruppi poi ci sono ragazzi che sono in affido piuttosto che noi non possiamo saperlo. Vabbè, ma anche io mi levo la giacca, scusate, no, ma anche se sono, voglio dire, cioè se sono loro stessi da autorizzarla noi cosa dobbiamo fare? Lo raccontiamo, gliele lasciano raccontare? no, ma guardate, no, l'unico problema è se i minori vengono contrapposti tra padre e madre, nel senso che se c'è una causa di divorzio in cui in televisione è successo, la madre porta il figlio a parlare male del padre, non si può fare. Ok, però lo scorso anno ci è stato detto, sempre in una lezione come questa, che per esempio nel fare un servizio, per fare un esempio pratico, anche su una gara dove ci sono dei bambini, i bambini intendo dire magari ragazzini, non bambini, quindi scuole di primo grado, se il ragazzino arriva al traguardo, ha le braccia alzate in segno di vittoria, lo possiamo riprendere, lo possiamo citare. Se si butta a terra distrutto dalla fatica, no. Ma beh, questo è un fondo di verità. Ti faccio un esempio. Allora, la partita dei giovanissimi su un campo pubblico, minori, 13 anni, la posso pubblicare la foto? Sì, la puoi pubblicare. Se i genitori obiettano dopo non vinceranno mai niente da nessuna parte. Quindi quelle le pubblico, luogo pubblico, partita di calcio, non espongo niente a nessuno. Se uno di quei bambini spacca la gamba a quell'altro, più o meno volontariamente, e io pubblico la foto con il nome e il cognome del killer, non si può fare. Ok, no, vabbè, no, perché succede anche questo, cioè voglio dire, tutte le vicende in positivo, la festa a scuola, se non entro di nascosto, se mi invitano i professori, io pubblico le foto, no? Cioè, se pubblico poi sempre quel bambino dice che non lo so, magari poi i genitori si adattano. Ma io parlo di dichiarazione, cioè il ragazzino che mi racconta di aver partecipato al concorso, eccetera, e che vuole raccontare la sua esperienza, cioè in modo corale tutti che vogliono dire. Se è in positivo io lo farei chiedendo ai genitori, possono avere dei motivi reconditi per non farlo. Ma noi lo siamo questo. Io chiedo una liberatoria, ma voglio dirti, c'è stato un caso anni fa che ero presidente dell'ordine, che c'era il solito sciopero contro l'ennesima riforma della legge sulla scuola, ne faranno una al giorno, e tutti i ragazzi in piazza, una televisione li riprende, luogo pubblico, va bene. Alcuni di questi ragazzi che apparivano maggiorenni, tali non erano, e vengono intervistati, e lì doveva scattare la molla, perché ne hanno dette di tutti i colori sul ministro, su questo e su quell'altro, sullo schifo della scuola, eccetera. I genitori si sono imbufaliti, anche perché hanno scoperto, e questo non è un problema nostro, ma è loro, che hanno scoperto che i figli erano andati alla manifestazione quando gli hanno raccontato che erano andati a scuola. Allora, pazienza, non è questo il punto. Allora il giornalista venne alla fine assolto, però il tema c'è. Dice, ma c'aveva la barba quando è venuto a giustificarsi, sembrava di 19 anni, di quinta, e sembrava, invece ne aveva 17 per quello che prima dicevo. Quindi estrema attenzione. Se avesse detto la scuola è una meraviglia, la riforma è una bellezza, forse, ma avendo detto cose terribili, stai attento tu giornalista, sono minori, siamo sempre lì. Caso inverso, manifestazione della Fiat, operai Fiat, mi pare a Melfi, a fronte del licenziamento di 3 di loro che poi ha riempito pagine di giornali. Striscione contro Marchionne, ma non particolarmente offensivo, portato dagli operai, il TG regionale fa le riprese di manifestazione pubblica, i volti li vedi, se inquadri lo striscione li vedi questi volti, cioè, dopodiché gli operai dicono loro redarguiti dall'azienda, non mi stupisco, insomma, o comunque
vengono ritenuti, si espongono e se la prendono con la trasmissione che ha mandato in onda la manifestazione. Causa persa in partenza su tutti i fronti. Se io vado in piazza con la bandiera della Democrazia Cristiana, nessuno mi potrà dire, non potrò mai pretendere che non mi riprendano. Cioè, voglio dire, cioè, questo senso della privacy che c'è nella gente, che si traduce così: degli altri scrivi tutto, quando riguarda me non scrivere nulla, e non funziona così. Perché questo verrebbe, arrivano lettere, perché non avete scritto che il mio vicino ha rubato una mela? Arrivano cose simili, voglio dire. Quindi non si può fare, voglio dire, di invocare la privacy a torto. Gli incidenti stradali, io la notizia la do, se ci sono purtroppo i morti do la notizia. Lì il tema è un altro, che ci impone l'estrema cautela nel momento in cui l'informazione non è quella di un tempo in cui io facevo l'articolo sul morto di incidente stradale e usciva l'indomani. Adesso l'immediatezza di internet richiede che il giornalista subito dia tutto, infatti scriviamo delle castronate incredibili, perché tutto è subito, lo devi fare generico. Un conto è dire sono 5 morti, poi sono 3, non puoi nell'immediato sapere tutto, ma un conto è dare il nome e il cognome subito. Se le forze dell'ordine non hanno avvisato i familiari, sta attento, non puoi farlo, è uno shock, lasciamo perdere che ti fanno a causa, non puoi farlo. Tant'è che un tempo il Ministero, quando morivano i soldati all'estero nelle varie missioni, i nomi ce li dava e i soliti furbi li davano subito, creando un pandemonio. Adesso non ce li dà più, perché voi leggerete sempre non si conoscono i nomi perché non sono ancora stati avvisati i familiari e il Ministero non te li dà più. Ma se tu sei sul posto e sei un bravo giornalista, il nome lo ottieni subito. Allora che facciamo? Lo diamo lo stesso? E dice ma l'altro sito l'ha dato, e l'altro sito l'ha dato, pazienza. Cioè, ma voglio dire, sono cautele minime, ma io non parlo di cautele per se stessi, parlo anche di rispetto delle persone, del dolore. Non possiamo essere al di là di tutto e di più, con un cinismo che spesso fa paura, perché poi dopo, un domani che ti tocca di finire ci sono giornalisti che finiscono sui giornali e come si arrabbiano, vi garantisco, ricorsi all'ordine. Quindi voglio dire, bisogna stare molto attenti e ragionare sempre, mai farsi prendere dall'impulsività. Meglio una parola in meno, un minuto in più di riflessione, che non andare in automatico. Noi oramai con l'esperienza andiamo in automatico nello scrivere, e siccome internet dice ma poi lo cancello il post, guardate, ci sono state cause contro giornalisti perse dai giornalisti, in cui per errore è stata messa una notizia riguardante quella persona, l'hanno lasciata sul sito 3 minuti, gli ha fatto causa e ha prodotto il pezzo di carta col sito. Cioè non ti salvi se tu scrivi una castroneria e la cancelli presto, la recuperano, non so come fanno, io so che è successo e ve lo dico. Quindi voglio dire, io tutta la deontologia la voglio rapportare a questi episodi. Le carte è vero che sono tante, ma voglio dire anche l'uso di internet come archivio è un altro errore clamoroso che facciamo come giornalisti. Non fatelo. Cioè internet, aspetta che è morto questo, sto nome mi ricorda qualcosa, vado su internet, c'è vita, morte e miracoli. Ma vita, morte e miracoli è vero o non è vero? È completo soprattutto o non è completo? Ad esempio, ricostruire la fedina penale di una persona attraverso internet è l'errore più grave che continuiamo a fare e che paghiamo duramente, perché su internet ci può essere la condanna in secondo grado, mafioso, ammazzava bambini, e poi la soluzione in Cassazione che su internet non c'è, ti rovinano, gli avvocati ti rovinano. Non usate internet come archivio, non è una fonte attendibile. E non dimentichiamoci mai che
che tra le regole c'è il famoso diritto all'oblio, che pure quello ci dà tanto fastidio, ma c'è. Perché ci dà fastidio? Perché noi siamo bravi e quando uno ruba una mela oggi ricordiamo tutto quello che ha fatto nei precedenti 50 anni. Allora cos'è il diritto all'oblio? È il diritto che ha ciascun cittadino del pianeta a essere dimenticato per le mani fatte, laddove abbia scontato. Con quali accorgimenti però? Perché non è che qua vi sto a raccontare la favola di Biancaneve. Se io facevo il brigatista e ammazzavo gente e dopo 25 anni faccio di nuovo il brigatista e li ammazzo, io ti ricordo tutto del tuo percorso. Ma se io oggi, facciamo casi anche pesanti, sono un violentatore e 25 anni fa mi hanno condannato a 5 anni per traffico d'armi e l'ho scontato, non ho il diritto di creare un nesso tra i due fatti. Questo è il diritto all'oblio. Se sono un violentatore seriale che ogni 3 anni violenta, sì, allora è ovvio che c'è una logica nel riportare la notizia. Ma su tutto questo vogliamo ragionare o non ragionare? Noi invece andiamo su internet, prendiamo tutto quello che troviamo, lo prendiamo per buono e commettiamo degli errori clamorosi che però, vi ripeto, perché non si sa. Fino a qualche anno fa, quando io ho perso il conto poi, ma c'erano comunque, quando si passò dalla lira all'euro c'erano cause di risarcimento danni pendenti nei confronti dei giornalisti per 3.000 miliardi di euro. Non tutte vanno a compimento, ripeto, però è una prassi oramai, vi garantisco, è all'ordine del giorno. Ha fatto causa un arbitro di calcio minore perché è stato criticato, l'ha persa, voglio dire, però avviene di tutto, vi garantisco che avviene di tutto. Allora noi dobbiamo essere nelle condizioni di difenderci. Siccome parla dei giornalisti mi stanno a cuore le vostre sorti, quindi per quello che ho visto e continuo a vedere, mica per altro, non è una questione di moralismo, guardate, è proprio perché vedo troppi colleghi finire nei guai banalmente, perché voglio dire, se un giornalista viene denunciato perché sotto false sembianze si introduce in un centro di prima accoglienza per denunciarne le atrocità o i maltrattamenti, deontologicamente tu devi sempre dichiararti se sei giornalista, ma in questo caso va benissimo. Se il ministro di turno ti fa causa, va bene, medaglia al valore, voglio dire, quindi non è che la mia è una deontologia asettica, però gli errori che facciamo sono tanti, voglio dire, no? Un altro tema di contenzioso, questo non deontologico in genere, però sono le interviste. Sulle interviste dovete cautelarvi, perché oggi come oggi in genere, se l'intervista è, diciamo, da carta stampata, perché se è televisiva a contestare o radiofonica ti possono dire che hai tagliato quei passaggi eccetera, ma se è sulla carta stampata ormai c'è questa prassi che specie i politici, ma adesso anche il mondo dell'economia, ti rilascia un'intervista in cui dice peste e corda dell'avversario, molto spesso è il suo rivale di partito, nemmeno del partito avverso. Tu la pubblichi, il giorno dopo lui smentisce e ti fa anche causa. Il risultato l'ha ottenuto di mandare il messaggio a chi doveva, però tu stai nei guai. Allora, le interviste, ormai lo dicono anche gli avvocati che difendono i giornalisti, vanno registrate, c'è poco da fare. Se è un'intervista, diciamo, in cui fisicamente hai davanti l'interlocutore, gli metti il tuo registratore e glielo dici, glielo fai vedere. Se lui non gradisce è già sospetta la cosa, vuol dire che ti vuole usare. Se l'intervista è telefonica, come avviene spessissimo, è necessario che tu all'inizio della telefonata glielo dici, perché un domani la esibisci in tribunale, poi ha più valore, dici guardi io non è che gli dici siccome non mi fido di lei registro, ovviamente, gli dirai guardi per rendere meglio il suo pensiero io vorrei registrare l'intervista così non sbaglio su quello che dice. Se quello accetta va benissimo e tu sei cautelato, la puoi anche registrare di nascosto senza dirglielo, può avere minor valore.
Però io non parlo di tutte le interviste, io vi parlo sempre dei casi che possono portare a determinati contenziosi, perché se intervisti l'allenatore di calcio, sì, anche se non gradisce, non ha reso bene il pensiero, ma ci sono molte interviste delicate in cui è bene usare questi accorgimenti, perché anche qui questa è un'altra delle fonti di causa, di contenziosi, anche perché c'è da dire che io ricordo che un tempo ogni causa che prendevi, ricordo l'epoca di Mani Pulite, i politici minacciavano cause un giorno per l'altro. Anche adesso? Sì, però all'epoca, anche adesso, sì, altro che, però all'epoca succedeva questo, che il direttore del giornale ti diceva: oh, ci vuole far casa, bravo, bravo, continua così. Così mi disse a me il direttore all'epoca. Adesso alla terza minaccia di causa, il direttore ti dice: senti, le cause costano, gli avvocati costano, rogna non ne vogliamo, datti una calmata, è meglio che. Se tu continui, alla fine vai a finire a fare le brevi, voglio dire, purtroppo funziona così, è inutile che io mi racconto le cose come sono. Quindi il cane da guardia, colui che dà fastidio al manovatore, è una professione sempre più difficile, però se la faccio nell'interesse pubblico, alla tutela della gente, il diritto di essere, io ci provo. È chiaro che in un mondo come il nostro, dove i garantiti sono pochissimi, e permettetemi di dire che spesso non sono tra i più coraggiosi ancorché garantiti, è chiaro che un freelance dice 1, 2, 3 non scrivi più, quindi bisogna barcamenarsi, no? Però il limite resta sempre quello di non tradire te stesso, la deontologia è il tuo modo di lavorare. E volevo parlarvi di un altro tema in cui noi cadiamo spesso, un altro argomento di contenzioso deontologico molto all'ordine del giorno, è la commistione tra informazione e pubblicità. Le carte deontologiche sono chiarissime, non si può fare. Allora dice: ma non si può fare cosa? Partiamo da un tipo di commistione classica che chiamerei televisiva o radiofonica. Il giornalista iscritto all'albo, pubblicista o professionista, non può prestare volto o voce alle inserzioni a messaggi pubblicitari. E non si può, fine. Cioè, voglio dire, Mike Bongiorno era giornalista e stava in cima al Cervino con la grappa, benissimo, è stato sanzionato. Non so se illustri giornalisti si sono cancellati dall'ordine per fare pubblicità, non sono più giornalisti, pensano di cavarsela così, ma se fanno i giornalisti subentra l'abuso di professione, non è che dopo fai le interviste nel talk show perché puoi fare pubblicità che ci guadagni sopra, non si può fare. Ma questi sono i casi di gente che guadagna la vita di Dio. Io non è che mi nascondo, so che in determinate situazioni limite, in determinate condizioni, gli editori minori, al giornalista è chiesto di dire: vabbè, visto che vai lì fai un servizio sull'apertura della concessionaria. Sono tutte cose a cui bisogna cercare di evitare, di stare molto attenti, perché non si può fare. A parte che il discorso è molto semplice, deontologicamente si ritiene che questo compromette la tua immagine di giornalista e lanci un messaggio equivoco, cioè tu come giornalista mi devi informare a me cittadino, io conto sulla tua credibilità, poi mi vieni a raccontare che la punto è bellissima, ufficialmente. Altra cosa è il giornalista dell'ufficio stampa. Il giornalista dell'ufficio stampa farà dei comunicati in cui con dignità racconterà dell'azienda per cui lavora, non c'è mica niente di male. Cosa non può fare però? Lui può mandare i comunicati anche dicendo che è lui che scrive i comunicati, però non può firmare articoli sulla propria azienda pubblicando, ottenendo dal giornale che esca la sua firma sotto il comunicato. Questo non si può fare, né il giornale né la redazione dovrebbe fare questo è vietato, voglio dire, no? Per ovvi motivi, e né il giornalista può prestarsi, diciamo,
anche a forme di pubblicità occulta, perché avviene anche questo, ma questa è della logica dei fatti, lo dovrebbe capire chiunque. Dice, ma guadagno talmente poco che se non arrotondo così che faccio? Perché queste sono le realtà. Prego. No, volevo dire una cosa proprio su questo, perché in varie occasioni mi è capitato di sfogliare delle riviste, soprattutto in ambito turistico, enogastronomico, alberghiero, tutto quello che riguarda. E il più delle volte so per certo, perché poi ho fidato dei direttori stessi delle riviste, che vengono effettuate queste inserzioni, questi spazi, con l'intervista, con le foto, eccetera, che sono a pagamento, sono assolutamente a pagamento. Cioè, compreso un allora, il problema è questo. Il problema principe è a pagamento nel senso di chi prende i soldi. Perché se i soldi li prende il giornalista siamo fuori. Ma se il direttore mi dice, guarda, è uscita la Giulietta, voglio un articolo, poi magari dietro le quinte arrivano 10 pagine di pubblicità perché tu fai l'articolo, però se il direttore dice fa un articolo sulla nuova Giulietta, io mi occupo di macchine, se io faccio questo articolo in libertà e scrivo che la Giulietta è una macchina meravigliosa, va benissimo, non è che devo essere critico per forza, fino a prova di dolo va tutto bene. Ci sono giornalisti pagati sotto banco o non sotto banco? Va dimostrato però. Cioè, sul sentito dire io mi auguro che nessuno venga mai condannato in nessun campo. Dice ma lo sanno tutti, ho capito che lo sanno tutti, però scusi, ma il problema, mi perdoni, è il contrario. Se lei scrive male della Giulietta e arrivano 10 pagine di pubblicità sulla Giulietta, il suo direttore fa uscire il suo articolo che ne parla male? beh, voglio dire, guardate che se voi prendete riviste specializzate come Quattro Ruote, Esatto. non scrivono sempre bene. Posso portarvi molti articoli che parlano male. Poi dice parlano male perché ci dà poca pubblicità, i retropensieri possono essere tutti. Però voglio dire, ricordate una cosa, che spesso le aziende, la politica hanno cominciato a capire una cosa, la politica molto meno, ancora non lo capisce, che se io scrivo sempre bene di te non sono credibile. Se io fossi furbo, io politico, e potessi manovrare l'informazione, direi una cosa, tu devi scrivere bene di me 8 o 9 volte su 10 e una male, perché dopodiché quelle volte che scrivi bene diventi credibile e qualcuno, e questo è il vero. Ma non è che dice un'altra cosa, dice se comprano la pubblicità automaticamente il lettore non si fa mai scrivere male, cioè scrivono sempre bene. Ma guardate che ad esempio, sì, quindi è un problema no. ma no, ma sì, però io vi posso garantire che non sempre è così. Sembra scontato che sia così, non è così. Voglio dire, a parte che ormai la pubblicità automobilistica è una delle, per i valori che ha acquisito una pagina, è una delle cause del disastro dei giornali, perché prima la Volkswagen ti comprava una pagina a 30.000 euro, adesso te ne dà 3 No, ma si parla della pubblicità in generale. Sì, la pubblicità in generale, però non è tutto un cambio. Se io compro una pagina di giornale perché apro un negozio, non vedrò nessun articolo sul mio negozio, cioè la pubblicità spicciola che è quella, però il tema è grande, voglio dire, e dei giornalisti ci sono cascati perché si è dimostrato. Immaginare che le sanzioni non arrivano, un altro motivo di sanzione è l'insider trading, cioè i giornalisti che si occupano di economia e utilizzano le informazioni che ottengono per giocare in borsa. Altro che guai sono stati passati, altro che guai hanno passato quelli, capito? Quindi non è semplice, però voglio dire, anche tra i 12 apostoli ce n'era uno che non funzionava, volete che tra i giornalisti siano tutti santi, non lo so, voglio dire. E vi dicevo prima all'inizio, vorrei parlarvi anche di questo, del segreto professionale, perché il segreto professionale è importante ed è un segreto professionale il nostro particolare, richiamato nella legge, vi ho detto, istitutiva. La legge, l'articolo 2 dice: i giornalisti sono tenuti ad osservare il segreto sulla fonte delle notizie, cioè me lo impone la legge. Però noi spesso leggiamo di sequestri di computer, telefonini, appunti, agende, sia in redazione a giornalisti che magari
secondo il magistrato, la fuga di notizie, la violazione del segreto. Quello che non si capisce è perché le irruzioni in casa avvengono sempre alle 5 di mattina, con 10 carabinieri, con i bambini che spaventati. Questo non si è mai capito, perché dico, ma non puoi andare a mezzogiorno, no, alle 5 di mattina arrivano 10 carabinieri, c'è il computer, lo prendo io, il telefonino lo prendo io, questo lo prendo io, prendo tutto. Allora, qui tu invochi il segreto sulla fonte, il magistrato vuole capire chi ha spifferato la notizia. È una cosa che indispone, perché siccome il magistrato non riesce ad arrivarci da solo, la notizia o te la dà lui o un suo collega, o il cancelliere, o l'avvocato, o quello che fa le fotocopie, insomma, più io sto ammanigliato lì dentro, più mi danno. Poi starà a me decidere a che punto è il procedimento, se pubblicare o meno, se favorisco qualcuno, se non favorisco, però in genere io sulla clinica degli orrori le notizie le do più. Allora, qual è il nostro segreto? È bene sapere la fonte giuridica. Ad esempio, medici, chirurghi, avvocati, sacerdoti, notari, consulenti tecnici, farmacisti, ostetiche, dottori, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze, sono tenuti per dovere professionale a non divulgare le notizie ricevute in ragione della loro attività professionale, cioè il loro segreto è non divulgare notizie, devono star zitti, sacerdoti, non possono dire nulla, eccetera. A differenza di queste categorie invece il giornalista ha il dovere etico di rendere pubbliche le notizie ricevute, quindi il segreto non è sulla notizia ma sulla fonte, e la Cassazione dice, differenziando la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli per la loro novità della dovuta attenzione e considerazione. Quindi il segreto professionale del giornalista ha un diverso fondamento giuridico ed etico che ci contraddistingue dalle altre professioni. Ovviamente quando vi dicevo arrivano i 10 carabinieri e ti portano via tutto, uno si chiede ma perché, se ho un dovere professionale riconosciuto dalla legge, l'articolo 2 della legge istitutiva dice che devo tenere il segreto, perché il magistrato mi porta via tutto? E allora questo avviene perché c'è un meccanismo, vediamo se trovo il passaggio. C'è un meccanismo comunque per cui il magistrato, ai fini dell'accertamento del reato, può tecnicamente rimuovere il tuo segreto. Lui dice: il rispetto della segretezza della fonte della notizia non sembra apparire assoluto, perché l'articolo 200 del codice di procedura penale stabilisce, per quanto concerne il rapporto tra obbligo di deporre davanti al giudice sulla fonte e segreto professionale, che il giornalista può porre sì il suo segreto sui nomi delle persone dalle quali ha avuto notizia di carattere fiduciario. Tuttavia, se le notizie a cui si attacca il magistrato sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede, e la loro veridicità può essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte, rimuove il segreto. Ora, che si fa in questi casi? Si resta muti comunque, perché primo, se tu riveli la fonte hai finito di lavorare, non sei più credibile, non sei più autorevole. Secondo, invochi la legge professionale che per legge ti dice che devi rispettare il segreto. Ora non ci mandano più in galera per questo, in passato è anche avvenuto, anche qui però dobbiamo usare degli accorgimenti. In particolare, che significa il segreto sulla fonte? Se io sono così bravo che vengo a sapere che fra 2 ore c'è un covo islamico qua dietro e metto la notizia su internet precedendo l'irruzione della polizia, passo dei guai seri, perché evidentemente quantomeno mi contestano il favoreggiamento, se non la complicità, insomma, no? Bisogna essere un attimo avveduti su questo, non è che si può dare qualsiasi notizia comunque. Quindi il segreto io lo posso invocare laddove
vada a pubblicare degli atti attorno ai quali c'è, come al solito, l'interesse pubblico, la notizia è vera, la fonte è attendibile, sono documentato, ho fatto le verifiche, se l'assassino lo so, posso anche pensare di dare la notizia, ma anche qui bisogna vedere caso per caso, no? Però ecco, su questa storia del segreto professionale c'è un atteggiamento, diciamo, di una parte della magistratura che non sempre, non dico rispettoso, ma a volte diventa persino offensivo, perché impedire al giornalista di consultare agente, telefonino, di non attingere al proprio archivio, magari portarli via il computer, è un fatto veramente di una gravità inaudita. Continua ad avvenire, se voi leggete spesso e volentieri avviene, poi ti guardano dentro tutto, capisci? E loro in questo modo, quando ci sono questi sequestri, in genere il magistrato non li usa mai, nel senso che è evidente che incrociando i dati del telefonino, l'agenda, il computer, le mail e tutto, loro risalgono alla fonte della notizia, però stranamente non procedono mai poi dicendo che l'hanno individuata. Allora interessa saperlo, poi si fanno i giochi loro, evidentemente. Non capisco perché tu mi sequestri tutto ed è evidente che attraverso l'incrocio dei dati puoi stabilire chi mi ha dato la notizia, poi non si viene mai a sapere che perseguono Tizio che ha dato la notizia. Evidentemente lo perseguono in altro modo, non lo so. Non so se Gianluca Padori che fa la notizia di fonti individuate, qualche volta ma individuate dopo il sequestro dei miei archivi? Quello non lo so. Appunto, no? Però allora perché sequestrare tutto? La Corte dell'uomo dice che è illegittimo. È illegittimo, però continuano. Ecco, questo è uno degli altri temi che però sembrano stare molto a cuore all'opinione pubblica. Ripeto, qui su queste tematiche, il segreto professionale, la diffamazione, le intercettazioni, nessuno si indigna più del come ci mettono i bastoni fra le ruote al nostro agire. Non so. Ecco, allora, per finire vi dico quali sono i rischi disciplinari in cui si incorre, no? Perché le sanzioni che può dare a un giornalista l'ordine, inteso oggi come consiglio di disciplina, la più blanda è l'avvertimento, che può essere anche verbale, vieni chiamato, ti dicono sta attento, evidentemente hai commesso qualcosa di non particolarmente grave e vieni invitato a non cadere più in peccato. La seconda è la censura è già un fatto più grave, però queste due tipologie, diciamo, non influiscono sull'esercizio della professione. Sia avvertimento che censura sono lì nel tuo curriculum, evidentemente dopo 5 avvertimenti forse qualcosa di peggio ti succede, specie se la materia è sempre quella. Le altre due tipologie di sanzione invece sono che impattano sulla tua attività, perché una è la sospensione dall'esercizio della professione da 3 mesi a 1 anno, che significa che in quel periodo tu non fai il giornalista, per certi versi non lo sei, se sei un dipendente di un'azienda ti fermano, non prendi lo stipendio, eccetera. E l'altra è la radiazione, ma l'ordine non radia mai nessuno, non è vero, ce ne sono di radiazioni dall'ordine, che poi dopo 5 anni tu possa chiedere la riscrizione è un discorso, ma radiazioni ce ne sono. Una radiazione famosa che tecnicamente non si può nemmeno definire tale, se no Feltri mi ammazza, poi vi spiego perché, è quella del famoso agente Betulla, cioè di Renato Farina, che subì un procedimento disciplinare perché sorpreso, diciamo, a collaborare con i servizi segreti, insomma raccoglieva notizie che poi passava ai servizi segreti, cosa assolutamente vietata, deontologicamente e totalmente disdicevole, se vogliamo. Quindi fu radiato dall'ordine competente, che era la Lombardia, fece ricorso
al Consiglio nazionale, dove venne confermata la radiazione, però nelle more delle due fasi, pochi giorni prima lui si cancellò dall'ordine. Quindi pochi giorni prima del pronunciamento in appello del Consiglio nazionale si levò, non era più giornalista. Quindi il Consiglio nazionale procedette con la radiazione, lui fece ricorso in Cassazione dicendo questi mi hanno radiato, non aveva il potere di farlo, la Cassazione dice no, non si poteva radiare, non era più giornalista, che radiare. Ecco, il tema è questo, però al di là di episodi come questi, radiazioni ne avvengono. Prima ho parlato di insider trading. È stato iscritto comunque. Adesso ha fatto domanda dell'iscrizione, che non so nemmeno come è finita, però passati 5 anni è un suo diritto. L'ha accettata subito. La Lombardia l'ha accettata, ma non so se c'è Invece non è stato tecnicamente radiato, infatti subito dopo quella sì, insomma, a scrivere sì, però anche su questo, anche sull'eventuale radiato, non è che l'articolo 21 della Costituzione noi lo invochiamo quando ci pare. Ciascuno ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche un ergastolano. Quindi, se io, Maurizio Paglialunga radiato, speriamo di no, voglio scrivere il mio pensiero e trovo chi me lo fa fare, io lo scrivo. Questo lo consente la Costituzione italiana, mica sono diventato. Non posso fare il giornalista, che è diverso. Non posso fare il direttore, non posso fare il vice direttore, non posso essere iscritto all'albo, non posso andare in questura dicendo che giornalista, non posso usare il titolo. Però scrivere e firmare sì. Ma chiunque, ma pure Totori Iva se vuole scrivere un articolo io glielo pubblico può farlo, non c'è. Mi faccio, ma voglio dire, i diritti civili bisogna rendersi conto che sono diritti civili, ce l'ha chiunque, cioè voglio dire, fare il giornalista è cosa diversa da scrivere ogni tanto un'opinione, quella la scrive chiunque, non gli si può negare, ma c'è la Costituzione, cioè, per carità. Però poi dovrebbero intervenire ragioni di opportunità, c'è un direttore che mi consente. Ma se il direttore consente è contento. Certo, ma io posso anche oramai posso scrivere dappertutto, se scrivo sul blog non posso farlo, se scrivo sul giornale elettronico non posso farlo, cioè sui blog, i blog si legge di tutto e io sono terrorizzato vedendo quello che scrivono i giornalisti, perché i giornalisti integerri che stanno molto attenti nell'esercizio della professione quando scrivono articoli, poi scoprono che sul blog scrivono cose inenarrabili e non sanno che i rischi sono i medesimi, se non peggiori, perché tu sei sempre giornalista, se un collega ti fa un esposto disciplinare per quello che è scritto sul blog, non puoi dire era un blog. Sei giornalista, devi stare attento pure lì. Invece se non sei giornalista, ma dici quello che ti pare sul blog, lo puoi fare. Andrai nel penale, andrai in una causa civile. Voglio dire, la giurisdizione dell'ordine è su chi è giornalista. Ma perché si cancellano quelli che fanno pubblicità? Nomi notissimi si sono levati. Perché pensano adesso faccio quello che mi pare. Faccio pubblicità, però per esempio alla RAI comincia a risultare difficile fare anche giornalismo, nel senso che se tu non sei giornalista le interviste non le fai, il talk show, fa pure la pubblicità per fare interviste, insomma, cioè, sono tematiche su cui ragionare, voglio dire, non è così semplice, però l'attenzione ad esempio sui blog, su internet, io giornalista ad esempio, se devo lavorare sul giornale che va su internet, devo prima di tutto premunirmi di verificare se è una testata registrata, se ha un direttore responsabile e se ha una configurazione giornalistica per legge, perché anche se mi pagano bene, lo troverei strano perché non pagano bene, però nel momento in cui in quel presunto giornale, che tale non è perché non è testata registrata, si finisce nei guai per un articolo scritto, ma non hai un direttore responsabile, non hai un editore, è una pubblicazione di fatto clandestina perché non è registrata, ma chi te lo fa fare ad andare a lavorare in un contesto simile? Rischi pesantemente, ammesso che ti paghi. E molta attenzione anche se ti propongono di fare il direttore responsabile, perché allora devi chiedere che autonomia hai, chi decide cosa viene pubblicato all'atere sul sito, perché è capitato che i direttori della carta stampata rispondano anche della pubblicità in termini penali
Figurati se tu fai il direttore di un sito in cui non sai cosa l'editore ti mette dentro, anche di non giornalistico, cioè i rischi sono sempre enormi. Cioè, io penso di avervi trasmesso il pensiero di ragionare sui rischi della vostra attività e di stare dentro la deontologia. Cioè, se vi fanno una causa di risarcimento danni, pensate che non fa la differenza poter dire al magistrato: ma guardi, questo ha fatto anche un esposto all'ordine, l'ordine ha detto che ho esercitato il diritto di cronaca, non mi ha dato nessuna sanzione e mi ha detto che ho fatto bene. Ma pesa anche il contrario, magari, che l'avvocato della controparte dice: questo è stato condannato anche dall'ordine, che hanno dato la censura, è ovvio che io faccio causa di risarcimento danni in sede civile. Quindi stare dentro la deontologia quantomeno contiene, a parte le questioni dico etiche, morali, di dignità, di rispetto delle regole, perché se non le rispettiamo noi non possiamo fare la replica a nessuno. E voglio dire, le tematiche sarebbero tante altre, il tema, come avete visto, è enorme, insomma, però è un tema di estrema attualità, molto interessante, la casistica è molto varia, le vicende di cronaca sono tutte diverse l'una dall'altra, nel medesimo contesto, come vi ho detto prima sulla foto, una notizia può essere data come no. Gli esempi, in questi casi trovo sempre l'obiezione, quando vanno anche nelle scuole, e parlate tanto, poi avete fatto porta a porta, ha fatto 3000 puntate su Coglie, certo, ha fatto 3000 puntate su Coglie, ma anche lì, voglio dire, ad esempio il caso di Erika e Omar, dice: ma perché avete dato il nome Erika e Omar, quelli che ammazzarono i genitori a Novi Ligure, eccetera? Ah, avete pubblicato il nome dei due minori, non si doveva fare, ma perché è stato pubblicato il nome dei due minori? Perché nella prima immediata fase erano i testimoni dell'evento che dicevano: sono stati gli albanesi, non so chi, io sono la figlia disperata, evidente che venivano come dopodiché da lì sono diventati colpevoli, la frittata era fatta, ma quella non è colpa di nessuno, no? Su Coglie forse ce lo potevamo evitare qualche trasmissione, ma d'altra parte c'è anche da dire che se dopo gli italiani gli piace vedere queste trasmissioni, l'Obbia se la fa da padrona, lì c'era anche la questione del fratellino, poi tra l'altro su Coglie credo che non siano mai uscite le foto del bambino di uno dei due, quindi poi la mamma che andava in televisione. Comunque non è che puoi porre l'argine su tutto, però l'attenzione ci vuole. Io, se non avete altre domande, avremo completato il nostro tempo. Vi ringrazio.